Caro Sindaco Brugnaro, Presidente Zaia, gentilissime autorità, la città di Venezia festeggia 1600 anni dalla sua fondazione, una ricorrenza importante che celebra una delle città più belle, affascinanti, ammirate del mondo. Le parole non sono sufficienti per descrivere la sua ricchezza, il suo inestimabile patrimonio di cultura, di arte, la sua capacità di aprirsi al mondo. Stiamo vivendo un momento molto difficile, questo anniversario non potrà che essere un'occasione di rilancio, di rinascita per una delle città simbolo del patrimonio artistico, storico, culturale che la nostra meravigliosa penisola offre. In quest'ultimo anno le immagini delle piazze svuotate dai turisti, silenziose, ci hanno fatto vedere la realtà da una nuova prospettiva, da un nuovo punto di vista, la stessa dalla quale dobbiamo oggi guardare al nostro patrimonio, alla cura dell'ambiente, all'attenzione verso il prossimo, perché eventi improvvisi possono abbattersi ancora su di noi senza preavviso, non bussare alle nostre porte, ma entrare nelle nostre case e non dobbiamo farci cogliere impreparati. Venezia è una città che deve essere protetta, salvaguardata e tutti dobbiamo sentirci responsabili per questo. Il cambiamento climatico ha un impatto massiccio su una delle nostre perle per via della sua posizione geografica e la sua struttura idrogeologica. Per questo dobbiamo essere consapevoli che un patrimonio così importante per tutti noi e per le generazioni future deve essere protetto, conservato ed è necessario l'impegno e la responsabilità di tutti. I cittadini ma anche e soprattutto i turisti devono essere maggiormente sensibilizzati ai problemi ambientali che proprio su Venezia hanno un impatto molto importante, addirittura devastante. Nel celebrare i suoi 16 secoli di storia è necessario che tutte le istituzioni proteggano questa città così unica, fragile al tempo stesso. Sono sicuro che la città di Venezia in questo preciso momento storico possa dare un grande contributo anche all'Europa, al mondo, se continuerà a guardare alle sfide della contemporaneità con fiducia e con coraggio, perché Venezia, terra di grandi artisti, esploratori, è da sempre un luogo dove tradizione e innovazione si sposano insieme, dove la storia non guarda al passato ma al futuro. Grazie ancora alle istituzioni, a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo appuntamento. Buon lavoro.